Sì, sì, ci sentiamo. Sì, sì, sì. Bene signori, prendiamo la linea qua dal Palahockey di Forte dei Marmi da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Una buona serata, c'è qualche problemuccio con forse cavi, vediamo un po' se abbiamo risolto. Sì, forse sì. E dunque si gioca questa sera la seconda giornata per quanto riguarda la Serie A1, si affrontano qua al Palahockey di Forte dei Marmi il Centro Porsche Firenze Hockey Versilia Forte dei Marmi e dall'altra parte è presente la formazione del Bassano Hockey Bassano 1954. Le squadre al momento, il Forte dei Marmi già in pista, il Bassano ancora negli spogliatoi. Sarà una partita importante, recupera qualcosa il Bassano per quanto riguarda le formazioni che io direi dalla regia, non so quale sia adesso la strada, se vogliamo prima vedere le formazioni e poi le vediamo qua, allora dopo sentiremo anche le prime parole dei tecnici probabilmente. Il broker Bassano 54 si presenta con il numero 2 il capitano Samuel Amato, con il 5 Alberto Pozzato, con il 7 Mattia Baggio, con il 9 Ivo Silva, con l'11 Camillo Bertuzzo, con il 17 il neoacquisto Nicolas Barbieri, con il 19 Nicola De Palo, con il 20 Jacopo Geremia, con il 32 il portierone Francisco Veludo e con il 74 Joao Guimarães. L'allenatore è Miguel Viterbo, scuola portoghese, ma allenatore che punta molto sulla fase difensiva. Il Forte dei Marmi risponde con tutti gli effettivi, con il numero 22 Riccardo Gnata, con il 5 Federico Ambroso, con il 9 Pedro Gil, con il 26 Elia Cinquini, con il 55 Joan Galbas, con il 57 Francesco Rossi, con il 77 Francesco Compagno, il 99 per Enrique Torner, l'87 per Cisco Ipinazar e il 44 per Raffaello Ciupi, l'allenatore il signor Alessandro Bertolucci. A dirigere l'incontro sono Ulderico Barbarisi e Roberto Giovine, coadiuvati al banco dei cronometristi da Sandro Raffaelli. Sono le formazioni, due parole Giulio. Sì, è una partita molto interessante questa, proprio perché come dicevi tu Fabrizio, il Bassano è una squadra che punta molto sulla fase difensiva, già dello scorso anno si era caratterizzato per questo, quest'anno gli acquisti sono stati mirati proprio per rafforzare il settore arretrato, oltre che l'attacco con Guimarães. Chiaramente è una squadra con due giocatori di un certo livello di esperienza in meno, ovvero sia Scuccato e Guido Sgaria, però comunque è una squadra sicuramente impegnativa che servirà proprio per testare quello che saranno le capacità offensive del Forte dei Marmi, che tanto hanno impressionato a Breganza. Intanto sentiamo lo speaker che va a presentare le formazioni. È un Bassano che nella prima giornata è stato, se vogliamo, anche in parte sfortunato, ha colpito un paio di pali, ma intanto vediamo che c'è il saluto alla Margherita della Gazzella, viene definito il covo dei tifosi, perché è il punto dove ha superato oltre 100 abbonamenti soltanto in quella Margherita, che si stanno dirigendo a centropista fra il boato del pubblico. Insomma, la Margherita la conosciamo tutti, tifosa rossoblu da sempre. Si porta al centro delle due squadre, adesso al centropista per una targa di riconoscimento, se vogliamo, anche importante, perché il lavoro della Margherita, proprio dal punto di vista degli abbonamenti, che dovrebbero, se non ho capito male, essere nell'ordine di 240 e oltre, insomma quest'anno, Giulio, è un bel numero. Sì, del resto la città di Forte dei Marmi ha dimostrato di aver capito che le ambizioni quest'anno sono ancora più legittime rispetto agli anni scorsi, una squadra che ha impressionato nel precampionato, ha impressionato nella prima giornata, e insomma è una squadra che indubbiamente insieme al Trissino dovrebbe fare un po' la differenza in questa Serie A1, quantomeno nella regular season. Poi sappiamo bene che nei playoff tutto ritorna in discussione.
senza ombra di dubbio. E allora domani mattina, quando andremo a fare la colazione alla Gazzella, troveremo la targa sul bancone in bella vista, targa consegnata dal patron Bindi, il fautore del progetto Felicità. E adesso le squadre sono a centropista e visto anche l'orario è tutto pronto per partire. Un discreto numero di pubblico per essere la prima in casa, c'è molta curiosità per vedere la formazione rossoblu all'opera, formazione che ricordo è stata vincente per 10-0 sulla pista di Breganze dopo un parziale di 3-0, a differenza del Bassano che purtroppo a causa anche di un'infermeria strapiena non è andato oltre la sconfitta per 4-2 ad opera del Grosseto 7 giorni fa. Formazione a centropista, ricordo ancora gli arbitri sono Barbarisi e Giovine, perciò insomma arbitri di sicura esperienza. E niente, è praticamente tutto pronto. Per quanto riguarda la formazione rossoblu, da segnalare un Ambrosio che nonostante un precampionato, Giulio, non proprio brillante, insomma in quel di Breganze ha fatto vedere tutto, una cosa importante per noi. Ha dato un saggio di quello che è il suo repertorio, no? Un giocatore che sa segnare in tutti i modi e che oltretutto insomma è un giocatore completo, non lo scopriamo certo ora nella piena maturità, e proprio i gol segnati a Breganze sono un po' emblematici della capacità di Ambrosio di segnare in varie modalità. Tanto che le formazioni vengono annunciate, il centro Bosch Firenze Hockey Forte dei Marmi quest'anno, grazie all'interessamento dei patron Bindi e del direttore generale Agostini, insomma il Forte dei Marmi ha trovato uno sponsor di tutto rispetto. Ricordo il centro Porsche è l'unico posto dove si può acquistare auto di quel tipo, ce ne sono 7 in Italia, se non ho capito male 5 proprietà sono di questo centro, perciò sponsor decisamente importante ad aiutare. Un'ultima cosa prima di immergersi nella gara fra rossoblu e giallorossi: il gol di Gille in quel di Breganze, è vero che giocava con una neopromossa, è vero che insomma c'erano ragazzi che si sono trovati al cospetto di un mostro sacro come Gilma, ha fatto un area impressionante con una giravolta degna del miglior Gille di 15 anni fa, insomma eccolo là, viene annunciato adesso. È sempre un giocatore che nel minutaggio che gli viene concesso fa tutta la differenza del mondo. Bomber Ambrosio, ricordo ancora l'unico ancora non a segno per quanto riguarda la formazione rossoblu è Galvas, che non è riuscito a segnare sabato scorso, ma sicuramente avrà tempo e modo per rifarsi. Come ha detto mister Viterbo prima della partita, è un Bassano ancora in emergenza, manca Scuccato, manca Sgaria se non mi ricordo male, ma che comunque deve imparare a fare forza con quello che ha. Dunque già il recupero del portoghese Guimarães secondo insomma l'allenatore Viterbo vuol dire molto. Il Forte dei Marmi, a detta di Alessandro Bertolucci, cerca di alzare di un pelo la prestazione che abbiamo già visto sabato in quel di Breganze. Dice adesso è il momento di un test sicuramente più importante, uno step in più, ma soprattutto il Forte dei Marmi deve migliorare ancora, e insomma migliorare vuol dire insomma che devono giocare a hockey, perché poi credo che il top di forma arriverà più avanti, ma ho visto Giulio sabato un Forte dei Marmi al di là delle reti, al di là del risultato, decisamente sostanzioso. Sì, ma senz'altro, anche perché proprio l'intensità, che poi è quello, no, che è il marchio di fabbrica di delle squadre di Alessandro Bertolucci, è stata su un minutaggio molto più lungo rispetto per esempio alle ultime amichevoli che si erano viste. E proprio il discorso intensità, no, è quello che
poi alla fine potrebbe essere importante già da stasera, perché il Bassano, avendo due giocatori, due cambi di una certa esperienza in meno, è chiaro che dovrà cercare di gestire al meglio le energie, e trovandosi di fronte a una squadra che presumibilmente giocherà appunto a ritmi elevati come vuole sempre Bertolucci, potrebbe poi alla distanza avere problemi. Comunque qui stiamo facendo ovviamente come sempre dell'accademia, perché dobbiamo impiegare il tempo nei momenti in cui le squadre prendono posto. Staremo a vedere se sarà così o meno. Certo è che comunque, ne avevamo già parlato in precampionato, è chiaro che con 8 giocatori di movimento tutti intercambiabili come li ha il Forte Marmi, molte partite potrebbero essere proprio risolte alla distanza, proprio per quello, perché non tutte le squadre della 1 hanno una rosa, al di là dei campioni, ma anche hanno una rosa di giocatori di esperienza. 8 giocatori iniziale. Il Bassano si schiera con Veludo, Barbieri, Silva, Pozzato, Amato. Dall'altra parte il Forte dei Marmi con una formazione direi quasi inedita: Cognata, Galbas, Rossi, Torneri, Pinazar. Dunque tutto pronto. Ovviamente, come da regolamento, la battuta è per gli ospiti, è il numero 9 Silva. E se vogliamo non c'è un attaccante puro nel Bassano in pista. No, assolutamente. Silva che manovra, Barbieri per Amato, grande esperienza di Amato. Barbieri dalla lunga distanza, Agnata prima ferma e poi disimpegna, la sfera la recupera Galbas, su di lui Silva, Galbas ancora, cerca un varco, il velo consente di uscire dalla zona buia per Galbas, il passaggio è per Torneri in fascia sinistra che l'appoggia ancora per lo stesso Galbas, nell'angolo riceve Chicco Rossi, all'indietro Ipinazar, autore della prima rete del campionato rossoblu 7 giorni or sono, ancora all'indietro per Torner, la percussione di Torner, al centro per Rossi, sporcata dall'esperienza di Amato, messa all'angolo Amato fra due, la riconquista ma solo momentaneamente Torner, poi interviene Pozzato che libera la sfera e c'è il fallo di Chicco Rossi per evitare la ripartenza di Pozzato, il primo fallo di squadra a carico del Forte Marmi quando sono passati 55 secondi, battuta in questo momento, Barbieri in possesso di sfera, Barbieri ancora, il filtrante però intercettato da Chicco Rossi che se ne va da solo, Rossi poi viene messo giù in area di rigore, l'arbitro dice che non c'è fallo e siamo già dall'altra parte con il tentativo però intercettato molto bene dai Pinazar. Poi quando e se ci sarà l'occasione rivedremo anche l'intervento. Rossi, il tiro lo rivediamo adesso, Rossi che se ne va, viene in effetti spintonato a centro alla caduta. Sì, poi secondo me ha tirato, quindi l'arbitro ha lasciato correre per... Intanto però è Rossi che impegna Veludo dopo pochi secondi, 23-35, diciamo che poteva essere rigore ma poteva anche non essere senza nessun problema. L'impresa diretta sembrava un tocco decisamente più pesante, adesso Silva attaccato, ancora Ivo Silva, su di lui si porta Galbas per la percussione di Barbieri, Barbieri per Silva ancora, attaccato da Galbas, Barbieri cerca in orizzontale e trova Amato, Pozzato ci prova dalla distanza, intercetta i Pinazar ma la sfera in seconda battuta è riconquistata da Barbieri che riporta avanti la formazione veneta. Ancora Barbieri, poi la pallina recuperata dai Pinazar, il Pinazar cerca di far tutto da solo ma gli soffia a sfera con grande esperienza Amato, attenzione siamo dall'altra parte, Pozzato non passa il filtrante, tocco di pattino vistosissimo che non è più fallo. Ancora Silva per Barbieri, Barbieri che chiama e suona lo schema, Barbieri all'indietro per Silva, cerca un varco attaccato, poi però in una qualche maniera con rimbalzo recupera la sfera, la cede a Barbieri, Barbieri ancora, cerca il filtrante al centro, niente da fare, non ha difficoltà Riccardo Gnata, poi siamo nell'angolo con Silva che difende sfera dall'attacco di Galbas, è costretto a girare all'indietro, Galbas non gli consente di entrare nel rigore. Attenzione adesso Barbieri che cerca il pertugio per servire il compagno, due giocatori lontanissimi nei pressi della propria area di rigore per il Bassano. Si muovono adesso i giocatori bassanesi, Amato,
Amato l'appoggio per Barbieri, che poi alla fine dei 45 la butta via, la recupera Ipinazar e rimposta l'azione d'attacco. Intanto si sono andati 3 minuti del corso del primo tempo, risultato 0-0, un fallo di squadra a carico del rossoblu con Galbas che manovra. Galbas per Ipinazar, Ipinazar ancora per Galbas, la percussione, ancora Ipinazar, Galbas cerca un compagno, lo trovano lo stesso Ipinazar, fraseggiano i due in profondità per Torner per Rossi, il tiro di Rossi, la smorzata, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, ma il tocco è stato di Ivo Silva, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Giulio, come avevamo detto, difesa rocciosa e poi insomma anche quando prendono palla la tengono a lungo. Sì, no, ma sono molto bravi da quel punto di vista lì. Poi c'è da ricordare che il Bassano è stata una delle primissime squadre a iniziare la preparazione in estate, quindi certamente ha un livello di affiatamento, al di là di quello che sono però le assenze che pesano. Intanto la conclusione di Torner ribattuta, però resta in pista e quindi è chiaro che è un avversario piuttosto brutto da affrontare. Intanto si scontrano Torner e Silva, finisce a terra Silva, è uno scontro del tutto fortuito perché ecco, lo rivediamo in questo momento, è uno scontro del tutto fortuito perché stava cercando di passare e Torner ha fatto ostacolazione. Comunque mi pare che Silva si stia rialzando, dovrebbe essere in grado di mantenere, non entra nemmeno i sanitari, quindi resta tranquillamente in pista. E Silva come Guimaraes sono due giocatori che Viterbo ha avuto alle sue dipendenze prima di venire in Italia, ha puntato su di loro proprio perché conosce bene le loro caratteristiche per sostituire due elementi importanti come erano state Marcoi e Samuele Muglia, mentre invece l'altro acquisto, sia Nicolas Barbieri, arriva da Lodi. Sì, Barbieri che oltretutto è un ex, era andato in quel di Lodi qualche anno fa da ragazzino, poi l'esperienza e la maturazione a Lodi con Gigio Bresciani e il ritorno in terra bassanese a conferma che probabilmente era stata quella la sua prima un'esperienza positiva. Adesso si sta asciugando la pista, 20:59 alla fine, perciò sono scorsi 4 minuti e un secondo, il risultato è fermo sullo 0-0, un solo fallo a carico del Forte dei Marmi, a quota 0 il Bassano. Si riprende Ivo Silva che va a prendere posizione nel centro dell'area rossoblu, su di lui si porta Galbas, la battuta è per Barbieri ancora, c'è qualche lieve blocco. Barbieri per Amato, Silva ancora, scambia per Pozzato ma sbaglia tutto, dunque Ipinazar cerca il filtrante ma Amato è uomo d'esperienza e la smorza quel tanto che Ner su Silva, ma resiste la carica Silva e rimposta l'azione su Barbieri, da questi a Amato per Scuccato, ancora per Barbieri, attaccato da Galbas. Barbieri, Amato ancora, intanto c'è il blocco ma la sfera è per Amato, fascia sinistra per lui, su di lui si porta Ipinazar, lo costringe a uscire dall'area di rigore, a rifugiarsi nell'angolo, siamo in porta e finiscono i 45 secondi, Forte dei Marmi che tiene a bada per 45 secondi il Bassano e riprende sfera e torna a impostare l'azione d'attacco. Azione d'attacco il Forte Marmi abbiamo visto anche in occasione del contropiede Galbas Ipinazar che si è dovuto scontare con una difesa decisamente attenta. Amato è un giocatore di grande esperienza. Ipinazar in possesso di sfera, Torner, Ipinazar cerca e trova, Torner ancora, Torner al centro, trattenuto Chicco Rossi vistosamente, l'arbitro facendo che si può proseguire, siamo già dall'altra parte, ma insomma in questo caso forse un fischio ci stava. Silva in profondità per Pozzato, su di lui va Torner, allarga per Barbieri ma la recupera Chicco Rossi, il missile di Rossi è però fermato. Ipinazar con l'aiuto di Riccardo Gnata per Galbas in profondità per Rossi ancora, all'indietro è Torner,
si allarga Torner, finisce a terra ancora Rossi, che ovviamente essendo la punta di riferimento è anche quello un po' più controllato in questo senso. Ancora all'indietro Torner, dall'altra parte Pignazar, l'accelerazione, l'appoggio per Torner che supera un avversario, il secondo va alla conclusione e c'è stato un gesto che probabilmente è solo un gesto molto istintivo, Giulio, perché Silva ha fermato con un pattino e quando Torner l'ha controllata con un pattino ha alzato la mano chiedendo la posizione. Ma questo si è visto intanto ancora un tiro di Rossi parato, è istinto allo stato puro. Tanto siamo dall'altra parte con Gnata impegnato da Scuccato, adesso Torner, Galbas al centro, sporcato da Silva il tocco. Un'occasione da una parte, una dall'altra, il Bassano torna in avanti, intanto scorrono i minuti, 18 alla fine, 0-0 risultato con Pozzato per Amato, da questi a Barbieri ancora all'indietro per Pozzato, intanto pronto Ambrosio al cancello per l'ingresso. Il blocco vistosissimo di Amato per Barbieri che la mette al centro ma non c'è nessuno. Ci stiamo tutti a preoccupare dei falli di pattino, ma in realtà sono i blocchi che non vengono mai fischiati nemmeno col vecchio regolamento. No, e oltretutto ce ne sono qualcuno che è veramente insomma anche pesante. Intanto è Chicco Rossi a prendersi il primo turno di riposo, Chicco Rossi che ha avuto un paio di occasioni buone murate, adesso è Ambrosio che insieme a Banini divide la classifica cannonieri del campionato con 3 reti, di Pignazar ancora per Galbas, la percussione in fascia destra di Galbas, entra in area Galbas, Veludo si deve impegnare e poi succede un po' di tutto e l'arbitro assegna l'ingaggio. La sfera è in fondo al sacco ma probabilmente ci è finita dopo il fischio, rivediamolo, ma insomma difficilmente riusciremo a vedere la pallina in quella selva di gambe e braccia, forse da qui. In effetti è successo un po' di tutto, però lui dentro ce l'aveva tirata ma c'era già stato il fischio arbitrale. Sì, infatti no, ha fischiato nettamente prima. Giulio. Sì, pensavo che il Bassano è una squadra che non concede nulla, no? Abbiamo visto anche quando il Forte Rami deve partire da metà pista viene subito affrontato il giocatore che ha il possesso di palla proprio sulla metà pista, per cui la squadra di Bertolucci deve cercare di velocizzare ancora di più e magari, come succede quando le squadre avversarie fanno in questo modo, l'abbiamo visto anche negli anni scorsi, di magari cercare di allungare la pista, diciamo così, saltando il controllo a metà pista per cercare di pescare l'uomo più in avanti, perché è molto bravo il Bassano a controllare proprio nella fase centrale della pista e quindi a consentire poi alla propria difesa di piazzarsi. Intanto si riprende con il Bassano che riconquista la sfera dell'ingaggio, Amato che adesso deve rivelarsi la pallina, lo fa su Silva che la spara lunghissima, ma c'è Galbas in vantaggio, intanto fa il suo ingresso in più, fallo di Veludo con la stecca fuori dall'area di competenza. Chievo va a sostituire Barbieri che insomma si è speso molto bene in questa prima parte di tempo. Amato, Silva, Chimerais e Scuccato con Ambrosio in possesso di sfera, Ambrosio per Torner per Ambrosio che si allarga, va alla conclusione, smorzata, la para Veludo, poi il numero 7 Baggio è entrato per Scuccato a manovrare sfera, ancora la punta portoghese alla manovra, dietro la porta di Riccardo Gnata, cerca di farsi vedere Baggio, allunga la stecca, Riccardo Gnata smorza la trama offensiva, sfera all'indietro, Amato fa girare sfera, cerca di andarsene, il blocco è vistosissimo da parte di portoghese, la punizione in favore del Forte dei Marmi, Bassano che si porta a 2 falli di squadra. Intanto
fuori Pignazar e dentro Pedro Gil. Tocca la sua prima sfera il Pedrito con Ambrosio in possesso di pallina, gioca nello stretto, la dà all'indietro per Torner, da questi a Gil per Torner ancora, finisce a terra in area di rigore Ambrosio, poi si rialza ma la sfera è riconquistata dal Bassano che fa la conclusione, sfera altissima, finisce fuori dallo specchio della porta, dice l'arbitro c'è stato il tocco di Galbas e dunque la punizione in favore del Bassano che non disdegna ripartenze veloci. 15 e 10 alla fine, risultato di 0-0. Forte dei Marmi che forse non ha ancora trovato il bandolo là davanti al portiere Veludo, perché quando poi riesce a trovare la conclusione Veludo è portiere di prima grandezza. Tanto adesso si lotta fra attaccanti, è Ambrosio che va a disturbare il neoacquisto portoghese, attenzione a Silva che va in percussione da solo, ma è una telefonata per Riccardo Ognata, poi Galbas districa tutto, Ambrosio con intelligenza si ferma, due avversari su di lui, gli portano via sfera, attenzione Baggio cerca di allargare per Amato che la torna all'indietro e il Forte dei Marmi a 14:35 alla fine perde la prima sfera in maniera, se vogliamo, anche banale. Intanto fischiato il fallo di 5 secondi, pallina che torna al Forte dei Marmi, una sfera persa in maniera forse anche un po' ingenua, troppo molle Ambrosio nell'occasione, non si era avveduto del raddoppio su di lui. Comunque Forte dei Marmi che ne esce senza danni con Torner che vola in avanti, Torner ancora per Gil, per Torner nell'angolo, dietro porta per Ambrosio ancora, Torner, Ambrosio, Gil che cerca il varco, poi serve Torner all'indietro per Galbas, il tiro di Galbas, scusate, intercettato, Galbas la recupera ancora per Torner, per Ambrosio, per Gil, un po' di confusione, ne esce il Bassano, grande difesa di Torner che non consente il tiro al numero 74 in forza alla formazione vicentina, contropiede per il rosso-blu, Gil, missile di Gil, si immola Ivo Silva, ma la sfera è ancora per Torner che finta il tiro, la lascia lì per Gil, un po' di confusione ma ce la fa il buon Torner a recuperare sfera. Ambrosio dietro porta, addomestica sfera, cerca un compagno, lo trova in orizzontale su Torner, Forte Marmi che praticamente costringe al limite dell'area la formazione giallorossa. La sfera adesso è per Silva, smanacciata, Gil finta il tiro, arriva fino a fine corsa, Gil ancora, il recupero poi per Torner, anche lui, scusate, per Ambrosio, anche lui il filtrante per Torner, intercettato col pattino. Attenzione a Silva, sbaglia tutto, la recupera Torner per Gil, il missile di Gil passa all'ada, eccola! Fede Ambrosio! Lo squalo rosso-blu nel posto giusto, al momento giusto, la sfera persa sanguinava tantissimo e lo squalo si avventa, e sulla ribattuta della balaustra sul tiro di Gil inchioda Veludo in maniera eccezionale. 1-0. Sì, gran prontezza di riflessi di Ambrosio che era nel punto giusto, ma era molto forte la pallina, si è sentito bene anche il rumore intanto c'è il time out della pallina che rimbalzava nella balaustra posteriore dietro la porta di Veludo. È stato molto bravo, non era difficile da infilare, ma era difficile da farsi trovare lì e da sistemarla proprio nel punto giusto. Io lo dico, così poi lo ridirò, eccolo qua, rivediamo l'azione, il gran tiro di Gil che finisce fuori e Ambrosio, eccolo lì, appostato sulla destra del proprio fronte offensivo, e allora vediamo dietro porta, eccolo qua, niente deve fare assolutamente per Veludo che si era tuffato per il tiro precedente. Lo dico ora ma lo dirò per tutto il campionato, io sta storia che i fali di pattino non si fischino, non la digerisco proprio. Comunque vabbè. Sono d'accordo, perfettamente d'accordo, insomma, voglio dire, anche perché se ci pensiamo a quello che abbiamo visto già stasera, e abbiamo giocato praticamente 12 minuti, 3 rigori e 4 punizioni di prima,
3 mesi fa, insomma. Il fatto è che i giocatori non l'avrebbe fatto se c'era ancora quella norma. Ormai la reazione è Silva che prende il turno di riposo in panca, perciò in pista con Baggio, Barbieri, Pozzato e la punta, poi imparerò anche come si chiama, Di Marais. Dunque il Forte dei Marmi risponde con Galbas, Torner, Ambrosio e Gil. Pozzato al centro, ma Gil ne esce bene, se ne va da solo, si allarga, finta il tiro, la mette dentro e questa volta Veludo segna un rigore, non un gol, perché veramente ha avuto un riflesso spaventoso. Attenzione che siamo dall'altra parte, finisce a terra il numero 74, poi finisce a terra un altro giocatore del Bassano, sfuma il contropiede rosso-blu e vediamo il replay, perché sicuramente un contatto c'è stato. Allora sul primo no, sul secondo è uno scontro di gioco, sì, non mi sentirei, forse insomma, non ha visto che c'era vediamo quello che succede. Diciamo che ha tamponato Ambrosio, ecco. Sì, non mi pare che Ambrosio abbia fatto dei gesti, anche perché di interventi così Amato ne ha già fatti 6 o 7 gesti eclatanti, non mi sembrava che ci fossero stati gesti eclatanti. Di fatto interrotto un contropiede importante del rosso-blu, ma giustamente bisogna prestare soccorso al numero, era, se non vado errato, Scuccato, che era rimasto a terra. Il numero Baggio, allora no, sì, ho fatto un po' di confusione con i numeri, ce li abbiamo qua. Pozzato, scusate, Scuccato è infortunato, probabilmente ho chiamato Pozzato per tutto il tempo con il nome del compagno, ma insomma comunque fanno rima. Sì, sicuramente, prendiamolo da questo punto di vista. Intanto vediamo che la formazione rossoblu è ancora invariata, con Torner, Ambrosio, Galbas e Gil. Battuta in questo momento, Galbas in possesso di sfera, ancora lui, controllato da vicino, cerca il varco, lo trova, ma intanto è rientrato Silva, gli ha fatto posto Baggio. Era indietro Galbas, il missile di Galbas col tentativo di deviazione di Ambrosio, sfera che finisce sul retro della porta, l'arbitro dice che c'è una sfera alta, dunque la punizione in favore del Bassano. Monteami che va a prendere l'avversario fin dalla propria area di rigore, tanto posizione perentoria di Pedro Gil, Pozzato riporta davanti i suoi in orizzontale. Ancora il pressing di Ambrosio, Pozzato gioca a sfera, è un Forte dei Marmi che va a cercare l'avversario fin dalla propria metà pista. Vediamo adesso Torner a controllare Silva. C'è il fallo di squadra in attacco, fischiato ai rossoblu, il time out chiesto questa volta da Bertolucci. Cambio, fuori Galbas, dentro Cinquini, fuori Gil e dentro Compagno. Insomma qui la dice lunga su quello che è il roster del Forte dei Marmi. Certamente, esce un giocatore forte, ne entra un altro più o meno su quel livello lì. Compagno e Cinquini non erano ancora entrati in questo primo tempo e comunque il Bassano sta tenendo benissimo la pista, con grande mestiere in certe circostanze, con anche ottime intuizioni e soprattutto con un gioco a tutto campo che non consente molto al Forte dei Marmi di sviluppare la velocità che gli abbiamo visto fare per esempio sabato scorso contro il Breganze, ma chiaro che sono due squadre diverse anche come obiettivi. Sì, senza ombra di dubbio. È comunque un Bassano che alla vigilia, insomma, aveva sogni importanti, ecco. Secondo le parole del patron del Bassano, Spallanzani, insomma, al netto di Forte dei Marmi è trissimo, dice lui. Dietro ci sono le altre, e fra le altre nelle prime 4 posizioni lui ha posizionato anche il suo Bassano, dove ha investito sicuramente tanto per trovare gli uomini che mister Viterbo voleva. In effetti c'è talmente tanto equilibrio, no, che poi dopo alla fine può darsi che
le posizioni dalla terza in poi forse si decidano proprio nelle ultime giornate, quindi ci può stare di tutto. Pensiamo allo scorso anno Fortenome che in 3 giornate è passato dal sesto al terzo posto. Intanto torna in avanti il Bassano, la percussione, poi la sfera all'indietro, Pozzato la manovra per i suoi, cerca un compagno, lo trova ma è costretto a girare sfera all'indietro, adesso ci prova Barbieri cerca il filtrante, Ignata fa buona guardia, la sfera recuperata, Ambrosio ancora Veludo in uscita all'1 contro 1, alla meglio il portiere. Ancora un'ottima occasione per il rossoblu, ripartenza fulminea e intanto c'è il fallo. Non sono bastati 10 secondi a Barbieri per uscire dalla zona buia per l'intervento in pressing di Ambrosio e dunque la punizione, la sfera che torna dopo una manciata di secondi in possesso del rossoblu. Compagno in possesso di pallina, compagno per Ambrosio, dietro porta, rimbalzo maligno, voleva tentare il gioco di prestigio Ambrosio, intanto la sfera va all'indietro per Cinquini, poi l'errore, la sfera recuperata da un'importante formazione del Bassano, Riccardo Ignata al pari del collega ci mette del suo, la sfera è per Torner, Cinquini ancora per il Forte dei Marmi, manovra Ambrosio, ci prova Ambrosio, niente da fare, Torner per Ambrosio ancora dietro porta, nello stretto cambia con Cinquini che chiama i suoi alla calma, Bertolucci che smanacca, vuole qualcosa in più, ancora il tentativo che non riesce, perciò ci prova da dietro porta in uscita con l'alza e schiaccia il numero 77 Compagno, non va questa volta per l'intervento di Veludo. Ancora Guimaraes, la sfera all'indietro, Barbieri, attenzione, il tiro di Barbieri smorzato, ma ancora il portoghese a manovrare, poi Ambrosio si intromette commettendo però fallo, secondo fallo a carico del rossoblu, a quota 3 il Bassano. 8,51 alla fine, paga il gol di Ambrosio al 12esimo, dunque l'1-0 rossoblu. Il numero 7 Baggio per Pozzato, Barbieri, sfera all'indietro per Pozzato, l'appoggio che però non riesce per l'intervento difensivo del rossoblu. Ambrosio, l'uomo più arretrato del suo, deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, controlla l'avversario, cerca un compagno, lo trova in Torner che chiama a girare sfera per Cinquini poi la fa correre per Compagno, ancora per Cinquini, intanto il cambio dentro, Chicco Rossi tocca la prima sfera da quando è rientrato e prova un alza e schiaccia da spettacolo. Grande Veludo qui, grandissimo Veludo, che è andato a intercettare un tiro spettacolare di Chicco Rossi appena entrato. Adesso si lotta col fisico intanto attenzione che è Checco Compagno a recuperare sfera per Cinquini, il tiro di Cinquini è alto ma l'arbitro dice che si può proseguire, perciò Rossi la può manovrare, si lamenta tutto il Bassano, sfera all'indietro per Torner per Rossi ancora all'indietro per Cinquini, il missile di Cinquini, tentativo di spizzata che non riesce, ma poi l'intervento di Torner impedisce la ripartenza del contropiede. Intanto si prepara Amato al cancelletto, è il numero 5 Pozzato che commette fallo dei 5 secondi, dentro Silva e fuori. Intanto un nuovo cambio anche fra le file rossoblu, è uscito Torner, dentro i Pignazar, dunque Pignazar Rossi, tipo di filtrante sporcato, non raggiunge come da tentativo, attenzione Pozzato si libera, arriva in area di rigore, poi la tira abbondantemente fuori sulla pressione di Galbas e siamo con Chicco Rossi, la martellata di Rossi intercettata, Cinquini attaccato da Barbieri, sfera all'indietro dall'altra parte per Compagno
compagno per Chicco Rossi, che ci ha già provato diverse volte, impegnando severamente anche. Intanto l'anticipo su Rossi, la sfera è ancora per i rossoblu che possono manovrare, con compagno supera di slancio un avversario, poi stringe in area di rigore, la cambia con Rossi, gliela ritorna, fraseggiano i due. Rossi per Pignazar, il tiro di Pignazar, compagno, la butta dentro compagno, il filtrante di Pignazar, e compagno la spizza quel tanto che basta per ingannar Veludo, ed è 2-0 Giulio. Sì, gran gol di compagno, che sono i gol di Pignazar, che ha effettuato il tiro da fuori, e poi la deviazione di Francesco Compagno, quindi adesso in doppio vantaggio deve cercare di gestire, e ovviamente non si gestisce nelle squadre di Alessandro Bertolucci difendendo, ma continuando ad attaccare. Ma insomma, comunque è chiaro che ora è forse il Bassano quello che è chiamato a scoprirsi di più per cercare di riportarsi sotto, quindi il Fortenero Armi può anche, diciamo così, in qualche momento attendere e ripartire. Tanto dritta per dritta Riccardo Ognata risponde al telefono, Barbieri recupera la sfera, insieme a Barbieri in pista Pozzato, Silva e Amato. Silva lotta con i Pignazar, alla meglio il portoghese, sfera all'indietro Amato, il capitano della formazione giallorossa. 5:15 alla fine, 2-0 rossoblù. 3 falli a carico della formazione veneta, quota 2 il Forte dei Marmi. Si è pensato a giocare fino a questo momento. Amato in profondità per Silva, siamo ai limiti dei 45. Intanto è la stecca di Riccardo Ognata andare fuori dall'area di pertinenza, e dunque la punizione in favore del Bassano, ma prima c'è un time out richiesto da Bertolucci, che intanto rimette in pista Galbas. Dunque Galbas, Pignazar, Compagno e Chicco Rossi. Turno di riposo per Cinquini, che ha un cerottone sul gomito, problemi al gomito, roba da poco, ma che comunque, capite bene, in uno sport come l'hockey dove si manovra con la stecca, insomma, anche una minima cosa può diventare disturbo. Comunque Cinquini ha dato la propria mano, anzi ha impegnato un paio di volte con tiri da fuori il portiere Veludo, perciò adesso spazio nuovamente a Galbas, e praticamente ha ruotato tutti gli effettivi già il mister Bertolucci. Giallorossa può schierare in pista, vista la mancanza di Scuccato, giocatore che mi piace tantissimo, ha un gran tiro e degli ottimi movimenti, ma che al momento affollerà l'infermeria ancora, mi pare di aver capito, fino a fine novembre. Battuta in questo momento, Silva in possesso di sfera per Barbieri, Barbieri ancora, Silva cerca di farsi vedere, niente da fare, ancora fermo dietro porta, si scambiano il posto, e Silva che cerca di farla entrare, niente da fare, gliela porta via in maniera molto intelligente Pignazar. Non ho capito bene quello che volesse fare Silva. Voleva cercare di costringere Ognata a uscire con la stecca fuori, come ha fatto prima Barbieri, e a guadagnare il fallo. Sì, insomma, comunque rimango dell'idea che non riesca a capire quale possa essere l'utilità, visto che si riparte praticamente dalla stessa posizione. Comunque Rossi per Compagno, il tiro di Compagno, Veludo ancora una volta impegnato. Forte dei Marmi che non sta concretizzando tutto quello che costruisce. Adesso c'è il fallo ripetuto di Amato su Chicco Rossi, se ne avvede anche l'arbitro, sale a quota 4 per quanto riguarda i falli di squadra il Bassano, non ha ancora segnalato. Insomma, questo dovrebbe essere, manca sul tabellone il quarto fallo, ma quello era. Dunque Pignazar in possesso di sfera,
il tiro di Pignazar, la risposta sulla ribattuta, il più veloce è Barbieri che serve Pozzato, attenzione, Pozzato cerca un dribbling improbabile sui Pignazar che lo porta fuori, sfera all'indietro per Amato, da Amato ancora per Barbieri, un Forte dei Marmi che non concede grandi ripartenze. Che si è trovato di fronte nelle 7-8 circostanze un Veludo straordinariamente reattivo, perché ha preso delle palline in posizioni molto molto defilate rispetto a dove era piazzato lui. Sì, no, senza ombra di dubbio Veludo non si discute mai, è portiere di quelli che fanno la differenza, al pari di Ignata, sia ben chiaro, perché insomma in un paio di occasioni anche Ignata si è dovuto impegnare, questa non di meno, anche se comunque era ben posizionato. Barbieri torna in possesso di sfera, cerca di far correre sfera, poi la mano di Ivo Silva va sul volto di Compagno, un gesto di stizza a Compagno, ma ancora Silva in possesso di pallina. Il quarto fallo non è stato segnalato, io ho visto l'arbitro che alzava la mano, però ancora non c'è. Intanto è Galbas in percussione, arriva fin dietro la porta, si ferma, aspetta, serve Compagno, la stecca di Veludo, la sfera è per Galbas, cerca di entrare in area Galbas, dietro porta, si ferma Galbas, aspetta il piazzamento del Compagno, attaccato, la sfera è per i Pignazar, ancora per Compagno, è un Forte dei Marmi che quando ha sfera gira il volto alla porta avversaria, difficilmente le palle all'indietro arretrate sono per alleggerimento. Adesso c'è una manciata di secondi, no, non arriva in tempo per andare al tiro Compagno e c'è un nuovo time out a 1:49 chiesto da mister Viterbo. Intanto fuori Compagno e dentro Gil, ancora un cambio tra le file rosso-blu. Dunque manca oramai poco più di un minuto alla fine del primo tempo, risultato di 2-0 al 12° Ambrosio, al 18° Compagno, un 2-0 che credo, Giulio, di non far torto a nessuno e dico che rispecchia quello che si è visto, sì. forse anche perché sicuramente è stato molto molto più impegnato Veludo rispetto a Agnata, e fra l'altro tanti tiri ben indirizzati, cioè il merito è di Veludo, non tiri sbagliati. Bassano è una squadra molto spigolosa, lo si vede, del resto deve in qualche modo cercare di ostacolare gli schemi offensivi e comunque gli schemi a tutta pista e il pressing del Forte dei Marmi, e cerca in qualche maniera in alcune circostanze di arrangiarsi. Fra l'altro parlavi di Scuccato prima, un giocatore che anche a me piace moltissimo, è un giocatore che si nota quando non c'è, perché è veramente fondamentale sia come apporto che dà alla manovra, sia anche perché ha sempre segnato reti pesanti dovunque abbia giocato in Veneto, quindi è sicuramente un giocatore che è difficile da sostituire, soprattutto proprio per la capacità che ha di dare i cambi agli altri e di sapersi destreggiare da tutte le parti. È stato anche mi pare vicino al Forte dei Marmi qualche anno fa, e poi con mio e chissà di chi altro dispiacere non si è conclusa poi l'operazione, ma di fatto intanto il Bassano in quell'anno andò a giocare a Bassano proprio. Intanto la sfera è per Pozzato ancora per Silva, per Barbieri, 1:32 con Amato, Pozzato, Barbieri parte da lontanissimo, filtrante per Silva, cerca un compagno, lo trova in Pozzato, ancora Silva per linee esterne, Silva adesso cerca l'anticipo che non riesce grazie all'intervento del nostro Gil, ma poi la sfera è recuperata. Attenzione, Barbieri in possesso di pallina, intanto finisce a terra sul contatto, Silva sul contatto con Rossi, l'arbitro lascia la norma del vantaggio, 52 secondi, Amato per Barbieri, per Pozzato, e c'è adesso il blocco che stavolta ha fischiato a Barbieri, il primo fischiato in questo senso. Quando mancano 42 secondi il Forte Marmi potenzialmente potrebbe tenerla fino alla fine, ma ovviamente non è di questo avviso il Bassano, cioè, insomma, bisogna fare gran bel gioco. Intanto fuori Pignazar e dentro
Ambrosio, e questa la dice lunga su quanto vogliano tenere sfere rossoblu, insomma una punta per un centrale. Intanto c'è stato il richiamo a Barbieri, probabilmente per proteste da parte del signor Giovine. Dobbiamo chiamarlo richiamo perché tirare fuori un cartellino giallo è troppo complicato, Tra tutte le tutte le modifiche, stare, sì, esatto, anche perché insomma è quello più facilmente identificabile nel mondo dello sport. Cartellino giallo, ammonizione, punto, io ritorno sul discorso dei pattini, no? Anche perché fra l'altro si dice di voler tutelare le squadre tecniche, ecco, le squadre tecniche sono quelle che sicuramente fanno meno falli di pattino, no? Anche perché danno modo di recuperare per quelli che hanno qualche difficoltà rispetto a confrontarsi con uno più bravo. Ecco, non l'ho proprio capita io questa decisione. Ma te pensa a quello che ha dovuto fare Gil contro il Breganze, quando ha fatto fuori praticamente tutto il Breganze, è passato in mezzo a tutte le gambe che potenzialmente erano tutte lunghe per togliergli la pallina, insomma un gol che ne vale 5 quello. Purtroppo però insomma questo è il regolamento, dice che serve per far scorrere di più il gioco, a mio avviso serve per togliere pensieri agli arbitri, ma per l'amor del cielo anche questo può essere una motivazione legittima. Io non sono un esperto di questo sport per poter discutere di questa cosa. Intanto Gil che ci prova a 9 secondi, non riesce, Barbieri adesso va tenuto là perché finisce il tempo in questo momento, Barbieri non rischia nulla e questo ci racconta anche qual è l'atteggiamento delle due squadre. Barbieri a 5 secondi alla fine, sotto per 2-0, ha preferito lasciare sfera morta piuttosto che rischiare di un lancio lungo. Giulio, le ultime parole di questo primo tempo. Sì, ma è emblematica questa cosa proprio perché è chiaro che giocando contro una squadra come il Forte Marmi, intanto vediamo i replay delle azioni delle reti del primo tempo, dicevo, giocando contro una squadra come il Forte Marmi non ci si può distrarre nemmeno negli ultimi 2-3 secondi, quindi piuttosto che rischiare magari di buttarsi in avanti e poi di essere trafitti magari all'improvviso con un tiro dalla distanza, secondo me ha fatto bene Barbieri a fare così. Comunque il primo tempo finisce sul 2-0, risultato che nell'hockey è ampiamente recuperabile, modificabile, e quindi staremo a vedere come andranno nella ripresa. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, il dio dei bottoni si chiama Simone Polacci, ci ha dato tutti i replay che abbiamo voluto. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, ci risentiamo per il secondo tempo, qualche minuto di pausa anche per noi. Inverside l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto!
Inverside all'occhio è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside all'occhio è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
inversilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Siete di nuovo collegati con il Palaforte per il secondo tempo dell'incontro fra il Centro Porsche Firenze, Forte dei Marmi e l'Ubroker Bassano. Primo tempo 2-0 per la formazione di casa, grazie alle reti di Ambrosio su deviazione e conclusione di Gil, e la seconda rete di Compagno che ha ripreso una conclusione di Ipinazar. Intanto una conclusione subito all'inizio fuori di Ambrosio. Vediamo i quintetti delle due squadre. Per quanto riguarda il Bassano, Veludo fra i pali, poi il Alonso, Pozzato, Guimaraes e Barbieri. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi, Ignata fra i pali, Cinquini, Gil, Ambrosio e Galbas. Inizio anche un interlocutore un po' come era stato anche nel primo tempo, una conclusione da fuori di Pozzato parata da Ignata, e recupera pallina Gil che serve per Ambrosio a metà pista. Ambrosio smista bene per Cinquini, il quale cambia gioco dalla parte opposta per Galbas. Galbas dunque che manovra ancora per Ambrosio dietro la porta. Ricordo il risultato 2-0, tutto maturato nel primo tempo al gol di Ambrosio e al raddoppio di Compagno. La sfera è ancora per Galbas, per Ambrosio, per Galbas, ma c'è l'anticipo di Barbieri molto importante. Pozzato, Ivo Silva, Barbieri, il tiro, la smanacciata importante di Riccardo Ignata. Poi attenzione, bravo, grande fase difensiva, poi c'è il fallo e vale il sesto fallo di squadra se non vado errato per il Bassano. Attenzione a Cinquini in area, c'è il fallo su Ambrosio fuori dall'area di rigore, la punizione in favore del rossoblu e sale a quota 7 il Bassano. Dunque 2 falli per il rossoblu, la martellata è però deviata da un Ivo Silva che si tiene una coscia. Tanto la sfera è lunghissima per Pozzato dietro porta, cerca di andare a chiudere Pozzato, si gira, niente da fare. Cinquini in anticipo sullo stesso Pozzato, schiacciata la balaustra, l'arbitro dice che si può proseguire. Scusate, era Galbas, Galbas ne esce, deve uscire dalla zona buia, lo fa con grande eleganza ed esperienza. Galbas per Gil, da questi a Cinquini, Cinquini per Galbas che incrocia ancora per Pedro Gil. Si è fatto un po' più aggressiva la manovra del Bassano, che ovviamente con 2 reti da recuperare non può fare altro. Il tiro di Gil è deviato da Silva, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco e c'è la punizione in favore del rossoblu. Vediamo quella che è la decisione dell'arbitro, c'è da asciugare la pista. E ancora ne approfitto per sottolineare che nell'azione precedente l'azione difensiva del Forte dei Marmi è stata portata avanti da Gil e Ambrosio, no? Dimostrazione proprio di quello che intende Alessandro Bertolucci per il suo hockey, cioè con i giocatori che fanno tutto da tutte le parti della pista. Senza ombra di dubbio, ricordo 2-0 risultato, al 12° Ambrosio, al 18°
compagno. Adesso siamo alla lotta in area di rigore fra Silva e Ambrosio, ci prova Gil, l'appoggia su Galbas per Ambrosio, ancora Ambrosio dietro porta, siamo ai limiti del 45, Ambrosio ci prova, la deviazione del portiere diventa un assist per un Bassano che cerca di andarsene, una grande difesa di Galbas per poi la conclusione fuori misura di Ambrosio, la recupera comunque ancora Ambrosio, ci va vicinissimo, poi rimbalzi e contro rimbalzi, alla meglio il Bassano, ma ancora una volta Veludo guadagna ampiamente lo stipendio. Barbieri in possesso di pallina, attaccato, questa volta resiste, poi ci prova sul primo palo, finisce a terra nel rigore, ma lo scontro è in lunetta, perciò niente da fare. Gil al centro per Cinquini, Silva fa buona guardia, giocatore importante Silva, sia davanti che dietro, veramente ha i giusti tempi, ma del resto io direi è un giocatore di grande esperienza in un campionato importante come quello portoghese. Galbas adesso porta via sfera, la serve a Gil, l'accelerazione di Gil e poi lo scarico per Galbas. Galbas ancora, va alla conclusione, intercettata, Galbas fa 3 avversari, hanno la meglio i giocatori veneti che tornano avanti 3 contro 2 per il portoghese, c'è attenzione il fischio dell'arbitro. Forse c'era un'ancata ai danni di Guimaraes. Sì, io direi che in questo caso ha fischiato il tocco con il terzo appoggio, ma in precedenza il contatto c'era stato ed era anche un contatto un po' come quello del primo tempo del Fortenere. Sì, diciamo poteva che essere, non poteva essere tranquillamente rigore, al pari di quello su Chicco Rossi nel primo tempo, ma poteva non essere, come non è stato del resto. Ma poi comunque Giulio, credo che il metro di giudizio è la parte importante, cioè se decide che quelli non li fischia, non li fischia mai, e deve siamo tutti d'accordo. L'importante è che ci sia parità fra le varie azioni. Galbas adesso pressa in attacco dei rossoblu, che vale il terzo fallo di squadra. Dicevi di Silva, secondo me Silva richiama un po' come il tipo di gioco quello che faceva Coi, che però lo scorso anno ha avuto una stagione molto disgraziata, piena di infortuni, però è un giocatore di quel genere, cioè che è veramente ovunque, importantissimo da tutte le parti, lucido sempre, gran giocatore. Del resto, come dicevo all'inizio, Viterbo l'ha scelto proprio perché era stata alle sue dipendenze prima di arrivare in Italia e ha fatto una scelta oculata. Senza ombra di dubbio. Intanto è il Bassano che ci prova ancora, la sfera al centro, ma c'è Ambrosio che la recupera, la rilancia per Cinquini e ancora un grande Veludo a dir di no. Gil per Ambrosio, la martellata e credo il casco di Veludo. Ancora una grande azione rossoblu, ma ancora una gran risposta del portierone, poi il tiro è abbondantemente alto, l'arbitro fischia la sfera alta, la punizione già battuta, siamo dall'altra parte con Ambrosio, ma il signor, se non vado errato, dovrebbe essere Giovine, rettifica la posizione, aveva battuto a velocità stratosferica. Intanto è Veludo che va ad asciugare la maschera, perché la martellata di prima sicuramente, come mi spiegava, insomma, nel momento in cui si prende la botta schizza il sudore e sporca la maschera, perciò può sembrare una melina quella da andare a fermarlo. Intanto la rivediamo, ma in realtà è un bisogno importante dei portieri, sì, esatto, proprio con la maschera piena. Non ricordo se ci sei anche buttato, ci vuole anche un bel coraggio, perché comunque... No, sì, anche perché mi pare nella gara Monza-Vercelli c'è stata la maschera rotta e qualche volta può diventare anche pericoloso, perché quelle lì ufficialmente non dovrebbero essere, no, le maschere dei portieri di hockey su pista, no, queste dovrebbero essere maschere per l'hockey ghiaccio, ma i giocatori, infatti, cioè, insomma, già il dischetto non vola alto come la pallina e a maggior ragione il portiere, ma è la cosa migliore che al momento abbiamo, perciò insomma è quella che viene usata. Battuta in questo momento, Gil l'allarga per Galbas, deve uscire dalla zona buia, lo fa servendo Ambrosio, poi l'appoggio per Galbas, ma si intromette Ivo Silva
che riporta avanti Sfera, ancora Ambrosio in anticipo e gol! Ambrosio, lo squalo morde ancora. 5 minuti e 16 secondi, 3-0, lo rivediamo da dietro la porta. Grande azione, oltretutto pressato da una parte dal portiere e dietro da Silva, è stato veramente molto bravo Ambrosio, che ha iniziato il campionato su livelli straordinari. Ambrosio dunque sigla la terza rete rossoblù, 3-0, doppietta personale in mezzo al gol di Compagno. E non mi riferisco solo alle reti, perché prima c'è stato il recupero in difesa, anche in una seconda circostanza era dietro a coprire, quindi è veramente in gran forma Ambrosio. Strada ancora lunghissima ovviamente, 19-27 da giocare in questo momento, 3-0 il risultato, ma insomma mi pare di poter dire che il Forte dei Marmi, seppur dovendo lavorare molto, Veludo ha tolto molto spesso le castagne al fuoco, le sue buone parate l'ha fatta anche Riccardo Ognata, ma insomma comunque hanno una propensione per andarsi a infilare lì i giocatori del Bassano, è la terza volta. Sì, la Sfera ancora per il Bassano che manovra, cerca di farsi vedere il giovane Baggio, ma è francobollato da Cinquini. Adesso tenta un improbabile alza e schiaccia, Sfera che finisce sul retro della porta. Si lamenta il giocatore Guimaraes, ma la Sfera è riconquistata dal Forte dei Marmi per l'ingaggio. Galbas la porta avanti per i suoi, percussione di Galbas che poi scivola, attenzione a tu per tu, Riccardo Ognata e poi no, sulla ribattuta arriva Amato, il più veloce, la butta dentro. Aveva fatto un capolavoro, ma del resto anche Veludo prima e poi sulla ribattuta è stato punito. Dunque 3-1 accorcia il Bassano, lo rivediamo, il tiro parato molto bene, finisce la Sfera giusta nel punto giusto al momento giusto, non ha difficoltà Amato a segnare il 3-1 quando siamo a 6:36. Primo gol subito in campionato da Ognata. Dunque ancora Gil per i Pignazar, 3-1 con 18 minuti da giocare, vuol dire giocare tutta la partita. La Sfera al centro, poi Veludo la rilancia lontano, la recupera Pedro Gil. Tutto è partito da un infortunio, ma attenzione adesso che siamo a 2 contro il portiere e c'è il raddoppio, questa volta è Guimaraes che sigla la seconda rete a distanza di una manciata di secondi, riapre tutto il Bassano. 2 errori Giulio, meglio 3, uno nel primo tempo non ha dato frutto, 2 adesso, sfortunatissimo prima Galbas, adesso un errore di disimpegno, riaperto il tutto. Sì, vabbè, no che questo qui, e il Bassano è stato veramente molto bravo stavolta. Guimaraes è bravissimo a infilare proprio all'incrocio. Alessandro Bertolucci ha chiesto, come mi immaginavo, il time out, e attenzione perché la difesa del Forte dei Marmi non è assolutamente in palla in questi ultimi minuti, ha accusato vistosamente, adesso c'è un brutto fallo su Galbas con il numero 7 Baggio che si disinteressa completamente la pallina e va a schiacciare Galbas contro la balaustra. È l'ottavo fallo del Bassano, c'è il time out chiesto da Alessandro Bertolucci. Ecco, è la prima volta che vedo sbandare il Forte dei Marmi, sì, anche in precampionato, sì, c'era stato forse nella primissima uscita. Allora diciamo che forse la prima rete è stato un infortunio perché è scivolato Galbas, l'ha lasciata lì e si è ritrovato il portiere, l'uomo addosso, addirittura 2 ha fatto quello che poteva sul primo, non sul secondo. Poi nella seconda abbiamo perso una palla sanguinosa a centropista e siamo stati castigati da un'ottima giocata del giocatore. Dunque avevo appena detto 3-0 con 18 minuti, niente è chiuso e tutto adesso è riaperto.
Dunque Forte dei Marmi che torna in pista con i Pignazar, Torner, Compagno e Ambrosio. Risponde Amato, Pozzato, Baggio e il lavoro fisico, il giovane Baggio porta via sfera e rimposta l'azione d'attacco. L'appoggio è per un compagno in fascia sinistra, adesso Pozzato che può manovrare in orizzontale, Amato, chiaramente adesso il Bassano ha il diritto e il dovere di crederci fino all'ultimo secondo, perché ne mancano 16 di minuti, quasi 17, e c'è un solo gol di differenza. Forte Armi che deve tornare a riprendere il bandolo della matassa come aveva fatto fino a 2 minuti fa, con Torner che scivola ancora a centropista e riconsegna la sfera che aveva conquistato all'avversario, più o meno nello stesso posto dove era scivolato il suo compagno. Adesso riconquista sfera al compagno, la porta avanti, la serve a Ambrosio, poi con un pattino vistosissimo, ma abbiamo già detto più di una volta non è più punizione. Questo sarebbe stato rigore, questo è un rigore non l'avrebbe netto, fatto il giocatore, ma insomma questo sarebbe stato un rigore netto, ma insomma questa era proprio un'entrata alla scia, insomma, della serie dobbiamo liberare, abbiamo liberato la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, con la punizione in favore del Bassano che intanto rimette dentro Barbieri a dar sostanza alla formazione giallorossa. 16:05 e comunque in questo momento si vede le grandi squadre, cioè il Forte dei Marmi, se bisogna vedere come reagisce, no? In questa circostanza, con l'inerzia della partita che è cambiata completamente, anche se resta in vantaggio, e le grandi squadre queste partite le controllano, le gestiscono, comunque vedremo. Tanto la sfera è recuperata da Compagno, supera un primo avversario, l'appoggio è per Torner ancora, il missile di Torner passa al lato, ma l'arbitro dice che è sfera alta e dunque la punizione in favore del Bassano. Dunque si riprende a giocare con il Bassano in possesso di sfera. Compagno la consegna a Barbieri, tutte e due un passato nell'Odi, ancora Pozzato la butta in avanti per Amato che la gira per Baggio fuori misura, e dunque Ambrosio a recuperarla per i suoi, la percussione di Ambrosio, l'appoggio per Compagno, da questi ai Pignazar per Torner, ancora Ambrosio attaccato, sfera indietro, intanto il Bassano può distendersi, ci prova Murato, poi la sfera rimane lì, nessun problema per la difesa rossoblu. Intanto si prepara Chicco Rossi e Ambrosio a prendere il turno di riposo in favore di Chicco Rossi, che non è riuscito ancora a segnare in questa partita, ma che ha avuto un paio di occasioni veramente di piacevolissima fattura. Ancora Rossi in possesso di sfera, la cambia con Compagno per i Pignazar, poi Rossi finisce a terra nel rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, dunque il Bassano si distende, Pozzato controllato per Amato, Barbieri, ancora Barbieri, cerca un filtrante Barbieri, attaccato dai Pignazar, lottano alla sponda e due, alla meglio i Pignazar che ne esce vincente, rimposta l'azione per il rossoblu, appoggio su Torner in orizzontale per Compagno, fa fuori un avversario, il secondo, poi un po' di pasticcio in aria, attenzione Pignazar per Compagno, si chiude subito in maniera velocissima davanti a venuto la difesa dei giallorossi, ancora Torner, ma c'è una strattonata vistosissima che l'arbitro decide non essere sanzionabile. I Pignazar non riesce a liberare la sfera che era finita nei pressi di Riccardo Agnata nei 5 secondi canonici, dunque la punizione, la sfera in possesso del Bassano, che ovviamente sul 3-2 si è fatto molto più intraprendente.
Ancora la battuta per Compagno che la soffia a Barbieri, da questi è Pignazar dopo il tocco di Torner. Di Pignazar fa 2 avversari per Torner per Chicco Rossi, ancora Rossi, cerca un compagno, lo trova arretratissimo in Pignazar che supera Baggio, va alla conclusione, la sfera rimane lì, ci prova poi Torner a girarla nuovamente, non c'è stato il tocco del portiere, non si è azzerato il tempo, dunque sono una quindicina di secondi per il rosso-blu. Torner adesso prova la triangolazione che non riesce, Pozzato in possesso di sfera, all'indietro per Barbieri ancora, l'appoggio è per Baggio, per Amato, e forse il Bassano sta giocando il miglior hockey di questa sera in questi ultimi minuti, contiene, riesce a far girare sfera, ancora Pozzato in possesso di pallina, attaccato da Compagno, il filtrante al centro per Amato che però non arriva all'appuntamento, ma è ancora Amato, poi subentra Compagno, gli porta via sfera, rimposta l'azione per il rosso-blu con Torner che vola in fascia destra, Torner attaccato, supera, poi la sfera all'indietro, è però recuperata dal Porta dei Marmi con il portiere, adesso la pallina per Barbieri, da questi ha Pozzato, 12 minuti alla fine, perciò a metà del secondo tempo che se n'è andato Giulio, con un Bassano che comunque sta prendendo decisamente coraggio. Sicuramente, perché poi col passare del tempo l'unico gol con una certa tranquillità è vedere come si evolve la situazione, magari appunto cercare di sfruttare un errore o una disattenzione, e il Fortermami deve far valere la legge del più forte, perché comunque il Fortermami è la squadra favorita, gioca in casa, ha un potenziale superiore e quindi deve capitalizzarlo in qualche modo, nonostante le bravure di Veludo. Questa volta è stato bravo Rossi, l'alza schiaccio è finito fuori. Sì, senza ombra di dubbio una buona incursione da sinistra di Rossi, che poi al momento del tiro è stato aiutato a spararla fuori dallo specchio della porta, e dunque la punizione in favore del Bassano quando mancano 11:26 alla fine, con Barbieri che fa correre Ivo Silva, attaccato però molto bene dai Pignazar. La sfera rimane lì, si lotta praticamente su ogni pallina, ma siamo già dall'altra parte con Torner dietro porta, toccato con difesa importante da parte di Amato, da questi a Chicco Rossi per i Pignazar, ancora per Torner, allarga ancora per Rossi in fascia destra, si accentra Rossi, poi l'appoggio è per i Pignazar per Compagno, si allarga Compagno, va alla conclusione, la sfera è però, attenzione, recuperata da Torner per i Pignazar per Compagno, sfiora il palo dopo il tocco del portiere, buona occasione rosso-blu ma niente di fatto, risultato che rimane fermo sul 3-2 con Barbieri, sfera all'indietro Amato, ancora per Barbieri, scuccato, scusate, Pozzato, insomma Giulio, me la porterò fino a fine gara questa cosa, non me ne vorranno gli interessati, e se me ne vorranno non so che farci. Comunque Ivo Silva in possesso di sfera dietro porta, c'è il fallo da parte di Chicco Rossi, dice il signor Barbarisi, dunque a 4 secondi alla fine dell'azione il Bassano può usufruire di questa punizione al vertice basso alla destra di Riccardo Ognata, presumibilmente cercherà di farla toccare al portiere, non è così, la lascia lì, la recupera Torner per Compagno, manovra, la sfera per Rossi, Torner, questi a
Pinazzar ancora, arriva in area di rigore, poi è fermato in una qualche maniera, Pinazzar si gira, risponde bene il portiere, poi succede un po' di tutto, ancora Torner al centro per Rossi che cerca il tiro in giravolta, niente da fare per l'intervento difensivo da parte di Ivo Silva. È un Rossi in stato di grazia, insomma, ha già provato in mille modi, poi più o meno fortunato. 3-2, 1-0 di Ambrosio, il raddoppio di Compagno nel primo tempo, il 3-0 di Ambrosio al quinto minuto, al sesto Amato su palla recuperata in maniera sciagurata, era scivolato a centropista Galbas, vale il 3-2, un minuto appena dopo, neanche tutto, ancora una sfera recuperata a centropista ed è il Bassano che si riporta sotto. 5 falli a carico rossoblu, a quota 8 il Bassano, e dunque tutto da giocare, Giulio. È tutto da giocare anche perché il Bassano si sta non solo difendendo ma sta cercando anche di mettere a segno quello che poi sarebbe il gol del pareggio. Il Forte dei Marmi ha perso forse un pochino di lucidità dopo l'1-2 che ha subito, però chiaramente ha un potenziale che lo si vede bene, no? le immagini, quando spinge è molto molto pericoloso e crea comunque altre occasioni da rete, ma un po' per la bravura di Beludo, un po' per l'imprecisione. Certo che secondo me il Forte dei Marmi doveva chiudere meglio il primo tempo, no? con il senno di poi, vista come si sono messe le cose, più che sì, sicuramente l'1-2, ma con tutta la mole di occasioni che ha costruito nel primo tempo, comparate forse anche più difficili di Veludo nel primo tempo rispetto a quelli del secondo, forse avrebbe dovuto cercare di capitalizzare di più. Però ripeto, il portiere fa parte della squadra avversaria, quindi onore e merito a Veludo, e il Forte dei Marmi che probabilmente ha avuto quel contraccolpo psicologico che non ci si aspettava in un giro di un minuto neanche. Intanto si gioca anche sulla pista di Breganze, la gara avrebbe dovuto essere Vercelli Breganze, ma vista l'indisponibile sulla pista di Breganze, intanto scivola a terra ancora e adesso c'è il fallo da parte di Torner su Silva, si lamenta Torner, si lamenta la panchina rosso-blu. Di fatto il signor Giovine lì vicino richiede adesso l'intervento per asciugare la pista. Sì, non è una serata particolarmente fresca. No, assolutamente, a Forte dei Marmi è ancora estate piena, per la gioia degli amanti del mare si può tranquillamente andare ancora in spiaggia. Ora vediamo, le previsioni dicono che domani non sarà così, vediamo un po' se ci hanno azzeccato. Comunque di fatto c'è la punizione in favore del Bassano, mancano 8:36, risultato di 3-2, 6 falli rossoblu, a quota 8 il Bassano. Viene chiesta la distanza, fischio dell'arbitro, il tentativo per Ivo Silva che ha manovrato praticamente tutte le palline in tutte le azioni dei giallorossi. Adesso il tentativo a lunghissima distanza è sfera altissima, dunque la punizione in favore del Forte Armi, ma c'è da rettificare la posizione. 8:20 alla fine, ancora vantaggio per il rossoblu, 3-2. Torner si porta sulla sfera, insieme a lui in pista c'è Rossi, Galbas e Compagno, sfera per Compagno dietro porta, ancora Compagno per Chicco Rossi, Rossi per Torner, l'accelerazione di Torner, si porta a spasso Silva, l'appoggio è per Galbas per Rossi, non si riesce a entrare là in mezzo, lo fa adesso in una qualche maniera Rossi, ma poi il Bassano riconquista sfera, Silva un possesso di pallina, all'indietro Barbieri dietro la porta di Riccardo Ognata, cerca di andare in aiuto Silva, controllato da Compagno, ancora Silva, poi il tocco, Barbieri che è costretto a uscirne da soli, ancora la sfera per il tentativo di incursione, l'incrocio con Ivo Silva che torna a fare il giochino per cercare il fallo.
ancora Silva, tanto trattenute reciproche a centro area, con la sfera acciccata la recupera Torner, supera il primo, poi non può andare al tiro per intervento ottimo difensivo da parte di Pozzato. Adesso è Compagno che supera un avversario, spintonato, sfera all'indietro, chiede di stare a centro area Chicco Rossi, si lotta, la sfera è però per il Bassano, attenzione che si distende, fascia destra per Pozzato, poi è costretto a fermarsi, ma l'appoggio è per la sfera riconquistata da Torner ancora, la cambia con Chicco Rossi, intanto è pronto Ipignazar alla balaustra, cancelletto per lui, Rossi per Compagno, per Torner, 6 minuti alla fine, Rossi ancora, la cede a Torner, ancora Galbas, Torner, la conclusione fermata, la sfera è recuperata però dal Bassano, cerca di andarsene in fascia sinistra il giocatore Gomez, poi finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo, prosegue dunque l'azione Galbas per Compagno, per Rossi, il tiro e la doppia parata di Veludo che tiene a galla i suoi, sfera al centro, Torner con gran mestiere, ma veramente Veludo superstar, poi ci prova adesso Compagno la posizione defilata e io non so come andrà a finire sta gara, ma Veludo su tutti. Sicuramente sì, il migliore dei suoi e forse anche il migliore assoluto in pista, perché anche in questa circostanza ha avuto una reazione straordinaria, proprio perché il primo tiro, sì, ora lo rivediamo, il primo tiro già era difficile e lui, eccolo qua, questo è il primo che si è buttato e poi subito è di nuovo pronto a riprenderla dalla parte opposta, quindi ha un conto in sospeso con Rossi evidentemente, perché gliene ha parate tantissime fra primo e secondo tempo, e il Forte dei Marmi avrebbe legittimato qualche cosa in più, però le reti vanno segnate e il Bassano, che ancora una volta ha dimostrato di essere comunque non solo il proprio portiere, resta ancora in partita. Fra l'altro mi è piaciuta molto la difesa del Bassano prima, perché aveva due giocatori avanti, hanno perso palla in avanti con due giocatori del Forte dei Marmi partiti, si erano già piazzati due difensori, quindi vuol dire che sono veramente molto molto bravi anche nella fase di recupero, che del resto, come abbiamo detto all'inizio, è un po' il marchio di fabbrica della squadra di Veludo, non di Veludo ma di Viterbo. Senza ombra di dubbio, intanto il risultato è fermo sul 3-2 dal settimo minuto di questa ripresa, ne mancano 5-0-7 alla fine, i falli sono 6 a carico del Forte dei Marmi, 8 a carico del Bassano, e un Chicco Rossi che a mio avviso, se non inventa qualcosa, rischia di sognarsi Veludo stanotte. Intanto Ipignazar per Galbas, per Ambrosio subentrato a Rossi, da questi a Ipignazar per Compagno ancora per Ambrosio, cerca di entrare in area, poi deve manovrare fra due avversari, l'appoggio è per Ipignazar, per Compagno ancora Ipignazar in fascia sinistra, va a cercare appoggio su Compagno che cerca il filtrante, la serie però è intercettata, niente da fare, Pozzato la riporta in avanti per Amato per Pozzato dietro porta, tanto l'uomo più arretrato adesso è quello che di ruolo dovrebbe essere la punta più importante, Guimaraes, ma è Pozzato a manovrare per Guimaraes che prova ancora il tiro, la martellata è però controllata dal Forte dei Marmi, che con Compagno che si era recuperato sfera va a riprendersela, a riportare avanti sfera. Galbas per Compagno che parte da lontano, la sgroppata in fascia sinistra, l'appoggio a Galbas stesso, da questi ad Ambrosio,
Ambrosio per Compagno, il mancato aggancio, e però un filtrante per Galbas, per Ambrosio che ci prova, e ancora la smanacciata di Veludo. Compagno per Pignazar, per Galbas, per Pignazar in area di rigore, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, torna in avanti Ivo Silva, attaccato dietro porta, cerca il giochino nell'angolo che non riesce, si intromette Ambrosio che porta avanti sfera per i suoi. Pignazar, Compagno per Ambrosio ancora, la manovra è su Galbas, ancora Ambrosio per Compagno, attaccato duro, durissimo da Ivo Silva che porta a quota 9 i falli di squadra. Viterbo lo fa notare subito ai propri giocatori, bisogna rettificare la posizione. Battuta in questo momento, 2:30 alla fine, Galbas in possesso di sfera, Galbas ancora dietro porta per Ambrosio che va alla conclusione di prima, attenzione che passa al lato sulla ribattuta, attenzione che è Pozzato il più veloce, dritto per dritto, Riccardo Gnata gli dice no, e la sfera è per Guimaraes che si allarga in fascia sinistra, poi l'appoggio per Amato, Ivo Silva, ancora Guimaraes, cerca di far tutto da solo, lanza e schiaccia abbondantemente alto sopra la traversa, l'arbitro dice che si può proseguire, dunque Ivo Silva 1:40 può manovrare ancora, Guimaraes all'indietro per Silva, Silva ancora, Guimaraes, il tiro, la deviazione rosso-blu, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, c'è il time out chiesto da mister Bertolucci che si appresta a far rientrare in pista Torner per Compagno, un po' più di peso nella fase difensiva quando oramai manca una manciata di secondi alla fine. Giulio. Sì, comunque le partite finiscono al 50esimo perché specialmente nell'hockey, anche nel calcio, ma nell'hockey poi se ne è viste di tutti i tipi, e il Bassano è proprio la classica squadra che se viene lasciato colpevolmente in condizioni di farlo è in grado di dare un ulteriore dispiacere a questo Fortere Marmi che ha giocato, sicuramente meriterebbe di vincere perché ha costruito un'infinità di palle gol, però rischia di pagare molto caro quel minuto di sbandamento proprio quando sembrava che la partita avesse avuto la svolta con la terza rete a 0 di inizio di ripresa. Vediamo, comunque sta per concludersi il time out, il Bassano è a 9 falli di squadra, ma con questo Veludo in porta non so se ci sarà il tiro diretto, se è proprio un grande vantaggio per chi dovrà battere perché è stato veramente straordinario, ma diciamo che questo è il suo standard consueto perché io non l'ho mai visto una volta fare un errore, credo, Veludo, tutte le volte che l'ho visto giocare in tutte le squadre con cui ha giocato qui in Italia, e del resto lo portò in Italia proprio, lo riportò in Italia proprio Viterbo lo scorso anno, preferendolo a Català che passò a un'altra formazione veneta, proprio perché aveva una grande fiducia in lui, che aveva avuto anche lui come Silva alle sue dipendenze in Portogallo. Intanto si riprende a giocare, 1:29 alla fine con il Bassano che deve tentare l'attacco finale, ma è Galbas che ha la meglio, l'appoggio è per i Pignazar che con calma manovra, fa correre sfera per Torner, pressing a tutto campo, attenzione, poi ancora un grande Galbas, ma la sfera rimane lì, poi Ivo Silva, ma si è rischiato forse qualcosa di troppo, quella pallina va portata laggiù. Intanto entra il quinto uomo per quanto riguarda il Bassano, quinto uomo di movimento a 1 minuto dalla fine è Barbieri, dunque Forte dei Marmi che deve difendersi in questi ultimi 60 secondi dagli attacchi del Bassano, ci prova Guimaraes, niente da fare, la sfera è per Silva dietro porta, Forte dei Marmi che deve stare chiuso a quadrato ovviamente, ancora Guimaraes per Barbieri, Guimaraes per Silva,
tenta l'incursione in area, sfera all'indietro, ci prova di prima attenzione, la sfera è alta, la punizione in favore del Forte dei Marmi e bisogna batterla a velocità stratosferica. Lo fa in questo momento il Forte dei Marmi a 17 secondi, può anche giocare ai 4 cantoni. Torner ancora, sfera lunghissima ma la riconquista Silva, attenzione, poi niente, non è successo niente, dice l'arbitro, e finisce qui su quello che può essere, a mio avviso, vorrei rivederlo se possibile, un fallo pericolosissimo da parte di Torner. Vediamo quella che è la decisione dell'arbitro. È suonata la sirena, dal regolamento è finita la gara. Sì, non dovrebbe riprendere. No. Assolutamente. È una delle cose che ho imparato. È una delle cose che ho imparato, ma che l'arbitro probabilmente no. Intanto c'è l'espulsione per Guimarães per proteste a tempo scaduto. Sì, sinceramente non riesco a capire che cosa voglia fare l'arbitro. È suonata la sirena, niente, ha chiesto qualcosa, mi sembra che abbia chiesto 10 secondi, banco del cronometro, ma non ci dovrebbe essere il tiro diretto. Allora non è stata, io personalmente non capisco più nulla di questo nuovo regolamento, ma non mi sembrava che ci fossero delle modifiche riguardo a questo. Onestamente credevo fosse a tempo scaduto l'espulsione. L'espulsione a tempo scaduto, oltre no, invece no. 5 secondi. Ambrosio quindi batte il tiro diretto. Ambrosio contro Veludo. Probabilmente il cronometro ha camminato mentre c'è stato tutto il parapiglia, ma anche il tiro diretto, se la sfera era ferma, non... Va bene, vediamo un po' se Ambrosio... Non mi avventuro perché... Se Ambrosio riuscirà a trasformare qua ai 5 secondi dalla fine. Può anche tranquillamente portare sfera. E infatti eccola là, e finisce adesso, prima della sirena c'è il fischio arbitrale. Comunque di fatto il risultato dice Forte dei Marmi 3 e Bassano 2. Detto così, Giulio, sembra una gara molto equilibrata. In realtà a mio avviso il Forte dei Marmi avrebbe meritato già nel primo tempo un più ampio margine. Nella ripresa ha avuto 2 minuti di sbandamento forse, poi ha ripreso il bando della matassa, concedendo chiaramente a quello che è il Bassano, perché ricordiamolo non è squadra esperta, di manovrare, e se l'è portata in fondo sul 3-2. Dunque altri 3 punti importanti da incamerare. Un po' di pensieri per mister Bertolucci, che sicuramente non sarà felice di quello sbandamento. A te le ultime parole. Sì, no, sicuramente il Forte dei Marmi che ha raccolto meno di quanto ha costruito. Indubbiamente chi ha visto la partita se ne sarà reso conto, se no non avremmo incensato giustamente Veludo fino a fine gara, però indubbiamente non ha diciamo, ecco, dopo subito l'1-2 del secondo tempo, forse mi sarei aspettato da una squadra dell'esperienza, della forza del Forte dei Marmi, che riuscisse a riprendere il bandolo del gioco e chiudere con un po' meno sofferenze. Invece merito chiaramente del Bassano, è chiaro, perché non è che si possono disconoscere i demeriti della formazione di Viterbo, però ecco, giustamente Bertolucci aveva detto che il vero Forte dei Marmi lo si sarebbe visto dopo qualche partita, infatti presumo che sia così. Comunque questo Bassano, l'abbiamo detto anche in epoca non sospetta, cioè prima dell'inizio della partita, è una squadra che darà noia a molte formazioni, e io condivido l'opinione di mister Ubrocher, che considera la sua squadra come una possibile quarta forza del campionato, perché ha sicuramente i numeri, quando poi sarà al completo, per fare ancora meglio di quanto ha fatto stasera, che al di là della bravura di Veludo è riuscita a tenere in partita fino allo scadere il Forte dei Marmi. Grazie e buonasera. Bene, il mio grazie va all'amico Giulio Arnolieri. Che altro aggiungere a quello che ha detto lui, soltanto che siamo orgogliosi che i nostri ragazzi se la siano portata in fondo. Abbiamo vinto 3-2, 3 punti in casa, li mettiamo in cascina, e anche questi servono per far correre la classifica. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, grazie a Giulio Arnolieri, lo lascio al suo pezzo sulla
che potrete leggere domani sulla Nazione della Versilia, la pagina sportiva. E grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, al re dei bottoni Simone Polacci per la regia. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea torna allo studio.